Ben ritrovati a Diffusion. Oggi finalmente inizia un percorso nuovo che sinceramente mi entusiasma un bel po', perché andiamo a parlare di cani. Io sono una grandissima amante di cani, gatti, topi, in realtà tutti gli animali possibili e immaginabili, ma andiamo a scoprire assieme a Giulia Serrau il modo migliore per rapportarsi con loro, da quando sono piccoli, da quando sono cuccioli, quindi in questa puntata, fino a quando saranno grandi nelle prossime. Grazie Deborah per la linea. Ciao a tutti, sono Giulia, un educatore cinofilo APNEC. Oggi sono qui per parlarvi della scelta del cucciolo. Mi capita molto spesso infatti di ritrovarmi a parlare con persone che già hanno fatto la scelta e spesso questa scelta si rivela anche poco compatibile, diciamo, con le caratteristiche della persona e della casa. Quindi ritengo sia molto importante soffermarsi sulla scelta del cucciolo. Quando scegliamo un cucciolo è necessario non basarsi solo ed esclusivamente su quelle che sono le caratteristiche estetiche del cane, cosa che spesso viene fatta, ma dobbiamo considerare diversi aspetti. Prima di tutto le nostre abitudini di vita, se siamo persone attive, se siamo persone sedentarie, quanto tempo abbiamo da dedicare al cane, che tipo di hobby, quindi se appunto ci piace fare le passeggiate piuttosto che andare al cinema. Tutto questo dovrebbe già dirci molto sul tipo di cane che possiamo prendere. In secondo luogo dobbiamo anche considerare il tipo le tipologie di razze. Come probabilmente tutti sappiamo, appunto, esistono diverse razze, ognuna delle quali è stata selezionata per determinate funzioni e proprio per questo è importante che quando andiamo a scegliere una razza dobbiamo anche sapere che tipo di razza è, per cosa è stata selezionata, quali sono le sue attitudini e questo ci indirizzerà la nostra scelta verso una particolare tipologia. Per cui faccio un esempio: se io sono una persona molto sedentaria, pigra e non ho voglia e piacere di fare passeggiate, ovviamente non andrò a prendermi delle razze particolarmente dinamiche, razze che hanno bisogno di molto movimento. Ancora, se vivo in un appartamento con dei vicini particolarmente noiosi, anche lì andrò a fare una scelta abbastanza attenta, selezionando magari quei cani che abbaiano poco, perché appunto il vicino potrebbe lamentarsi. Vorrei sfatare un pochino la credenza del fatto che il cane piccolo sta bene in un appartamento, per avere un cane grande invece bisogna avere un grande appartamento, un giardino o un terrazzo. Come potete vedere, qui ho il mio compagno di vita Pistacchio, che è un Golden Retriever di 33 kg, che vive tranquillamente con me in un appartamento di 60 metri quadrati e senza giardino, con un piccolo terrazzo. Lui è la mia ombra in casa, per cui dove io mi muovo lui viene dietro di me. Ovviamente il mio stile di vita fa sì che lui abbia del movimento. Ovviamente qualsiasi tipo di cane, anche il più piccolo, ha bisogno di alcune particolari esigenze, dei bisogni assolutamente necessari per la salute sia fisica sia psicologica del cane. E vi faccio appunto degli esempi. Ovviamente il cane, quali sono i bisogni fondamentali di un cane? Il cane ha bisogno ovviamente di, oltre ovviamente la parte riguardante il cibo e la salute, che è scontata,
il cane ha estremo bisogno di movimento che gli serve sia perché per espletare le sue funzioni fisiologiche, ma anche movimento perché ha bisogno di orientarsi nello spazio, ha bisogno di muoversi anche per una questione di salute. Inoltre, un altro aspetto molto molto importante per il cane è l'aspetto della socializzazione. Il cane è un animale sociale di branco e ovviamente nel contesto urbano in cui noi lo abbiamo chiamato a vivere, il branco è un branco misto costituito da cani e umani. Però questo non sempre basta perché il cane ha bisogno anche ha bisogno di socializzare con i suoi conspecifici, perché soprattutto questo aspetto è molto importante nella fase del cucciolo. Questo perché? Perché durante la fase di socializzazione i cani tra di loro imparano quello che è il linguaggio canino, imparano a comunicare e tutto questo, se lo imparano in maniera corretta, farà sì che da adulti abbiano pochi problemi di relazione tra cani. Perché? Perché sapranno interpretare i segnali che l'altro cane manda, sapranno mandare dei segnali corretti all'altro cane e questo sicuramente eviterà molti conflitti e fraintendimenti del cane. Ritornando tuttavia al cucciolo, una volta che abbiamo scelto la razza giusta alle nostre esigenze, alle nostre abitudini di vita, entrerà in casa questo cucciolo. Come gestire i primi giorni del cucciolo in casa? Sicuramente passerà da una fase in cui i primi 2 mesi di vita in cui il cucciolo viveva con i fratelli, con la mamma e quindi era in un branco quasi esclusivamente costituito da cani. Dopo questi 2 mesi porto in casa questo cucciolo che si ritroverà sicuramente molto spaesato, avrà una fase in cui sarà un po' spaesato perché si ritrova in un ambiente nuovo, con persone nuove, in situazioni del tutto nuovo. E quindi è molto probabile che all'inizio, soprattutto la notte, le prime notti, cercherà compagnia. Ebbene, sin da subito abituare il cane alla sua cuccia, al suo spazio esclusivo in cui appunto sarà questa cuccia e lì deve da subito abituarsi a stare. Per cui sicuramente, come vi dicevo prima, all'inizio il cucciolo proverà durante la notte a piangere perché vuole attenzione, vuole compagnia e molto spesso purtroppo succede che ci si lascia intenerire dal guaito del cucciolo e si va a vedere che cosa succede, perché piange, una carezza, poi si torna a letto e quanto di più sbagliato si possa fare. Perché? Perché chiaramente il cucciolo piange perché cerca la nostra attenzione. Nel momento in cui io mi alzo e vado a controllare, vado a tranquillizzarlo, il cucciolo ha ottenuto quello che cercava. Per cui nel momento in cui io poi ritorno a letto cercando di dormire, il cucciolo nel momento in cui rimane solo ricomincia a piangere perché dice ha funzionato una volta, se io piango il mio proprietario viene a coccolarmi, io piango anche la seconda volta. E quindi in un certo senso tecnicamente si dice che io in questo modo vado a rinforzare quel comportamento. Il cucciolo chiede attenzione, io gliele do e allora lo rinforzo il suo pianto. Quindi il mio consiglio è armarsi di santa pazienza, chiudere la porta e lasciar piangere il cucciolo. Non è una cosa crudele, è semplicemente abituarlo a fargli capire che quella è la sua cuccia, lui deve star lì tranquillo, che se piange non ottiene niente. E questo è il primo consiglio che vi posso dare per quanto riguarda le prime notti del cucciolo in casa. Un altro problema molto frequente è come insegnare al cucciolo a fare i bisogni fuori.
All'inizio il cucciolo sicuramente ha un estremo bisogno e farà appunto i suoi bisogni con una certa frequenza, di solito ogni 2-3 ore i cuccioli devono fare i bisogni. Per cui la cosa importante da fare è o se si ha tanto tempo a disposizione cercare di farlo uscire in maniera frequente, quindi ogni 2-3 ore, o in alternativa cercare di mettere dei giornali, una traversina, qualcosa dove il cucciolo può all'inizio imparare a farla là sopra, la pipì o la cacca. Sicuramente il consiglio che do io è uscire molto spesso e nel momento in cui il cucciolo fa la pipì fuori o la cacca, e andarlo a premiare, rinforzare quel comportamento, fargli un sacco di feste in maniera tale da fargli capire che quello è il comportamento corretto che noi vogliamo che lui abbia. Non punire assolutamente le pipì fatte in luoghi sbagliati, perché quello che dico io è che prima di insegnare a un cane cosa non deve fare, bisogna dirgli cosa deve fare e dove può farla. Per cui io prima all'inizio gli spiego, ok, tu la pipì la puoi fare là e te lo spiego facendoti un sacco di coccole, premiandoti con del cibo, eccetera. Una volta che hai imparato dove può fare la pipì, a quel punto posso iniziare a dirgli no, non farla più là. All'inizio quindi rinforzare le pipì fatte bene, i comportamenti corretti e ignorare il comportamento scorretto, quindi la pipì fatta sul tappeto, il cucciolo non sa perché non può farla là e quindi è inutile stargli a gridare di tutto, mettergli il muso sulla pipì perché il cucciolo non lo capisce e quindi è completamente inutile. E un'altra cosa importante è quindi farlo uscire spesso, non assolutamente da subito, appena fatto le vaccinazioni è bene che il cane esca, si abitui a vedere altri cani, ad annusare, orientarsi nello spazio, perché appunto sono fasi importanti nella vita del cucciolo, in cui quante più esperienze fa, quanto più avrà dimestichezza con il mondo esterno da grande e quindi avrà meno paure, si abituerà a tante situazioni e quindi riuscirà a gestirle in maniera del tutto normale nel corso della sua vita. Dunque, molto importante anche con un cucciolo è la fase di gioco, sia tra i cani, quindi con i conspecifici, sia anche con noi. Adesso vi farò vedere dei giochi che ho costruito io, ma che potete facilmente reperire ovunque. E sono giochi che potete fare in casa con il vostro cucciolo, il cane adulto, il cane anziano. Allora, questo è il primo giochino che facciamo fare a Pistacchio. Sotto i birilli ho messo un premietto. Lui praticamente deve, come potete vedere, scoprire il birillo, normalmente con la bocca, e prendere il premio. Sembrerebbe molto facile, in realtà non per tutti è facile, non tutti riescono e questi giochi di attivazione mentale servono proprio per il cane a escogitare delle soluzioni per risolvere il problema. In questo caso il problema è tirar fuori il pezzettino di Vrustel da sotto il birillo. Lui deve in qualche modo inventarsi un metodo per farlo. Può prenderlo con la bocca come sta facendo adesso, può cominciare a raspare con le zampe, deve inventarsi un metodo per riuscire a tirar fuori. Ecco qua. Ovviamente il premio in questo caso è il pezzettino di Vrustel che ha preso. Il secondo giochino che gli facciamo fare a Pistacchio è sempre come premi usiamo sempre i Vrustel e questa volta è un giochino che ho costruito io
e utilizza più o meno lo stesso sistema, cioè nascondiamo dei Vrustel in questi buchi, però in questo caso c'è una stimolazione visiva, cioè lui li vede ma non li può prendere a meno che di girare questo pezzo di plexiglass. Ecco qui. Li vede, li mangia e gira. Ecco qua. E il terzo giochino, anche questo molto semplice, che potete tranquillamente fare a casa. Ho preso una bottiglia di plastica di un succo di frutta, un pezzo di bastone della tenda e ho messo dentro questa bottiglia anche qui dei premetti, dei Vrustel. Ora Pistacchio deve far girare la bottiglia e prendere i Vrustel. Io gliela tengo. Non bisogna assolutamente aiutarli, perché loro devono arrivarci da soli. Il bello è questo. Ecco i primi caduti. Ne è rimasto uno, glielo facciamo prendere. Eccolo. Bravo Pistacchietto, bravo. E questi sono giochi da farsi tranquillamente in casa, in una giornata di pioggia, in una giornata di neve. E ovviamente vanno fatti ognuno di questi che vi ho fatto vedere, ma ce ne sono tanti altri, e hanno vari step di difficoltà, per cui chiaramente un cane che non ha mai fatto niente di tutto questo, non gli andiamo a proporre una cosa del genere, perché sicuramente è molto difficile per lui. Quindi iniziamo da giochini più semplici e via via, mano a mano che li risolve, andremo a aumentare le difficoltà, anche perché una volta che ha capito come si risolve, il gioco è finito. È una cosa, sono giochini molto utili non solo per passare il tempo e far qualcosa insieme cane proprietario, perché ovviamente non è che io mi guardo la televisione e metto il giochino là e al cane gli dico gioca. È una cosa che io gli propongo, non lo aiuto assolutamente, però devo stare lì, guardare, quando ha finito levarglielo, non aiutarlo, anche se spesso quando loro non riescono a risolvere subito il gioco, cercano il nostro aiuto, ci guardano, vengono a chiederci aiuto. Noi dobbiamo cercare di essere indifferenti, perché ripeto, è una cosa che loro devono fare e devono risolvere da soli, e questo li aiuta molto a aumentare le sicurezze che hanno in se stessi. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima volta e faremo un piccolo breve percorso di educazione di base. E do la linea a Deborah. Ciao! E allora, se avete necessità di qualche consiglio, potete scrivere un'email alla quale sicuramente la nostra Giulia risponderà. L'indirizzo è programmi@di-tv.net. E così anche questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domani, perché è ancora venerdì, anno nuovo, vita vecchia, andiamo ancora a ballare.